La parola magica, abracadabra, potremmo dire una magia di puntata, ed è effettivamente un momento, questo di 7 in punto, particolare, in cui andiamo a parlare di due modi di essere donna nel XXI secolo. Lo facciamo anzitutto con la nostra prima ospite, che andiamo a ringraziare di essere con noi e a salutare soprattutto. Si tratta della cantante Eleonora Quinci. Buongiorno a te, Eleonora. Buongiorno a voi. Grazie di essere con noi. Abbiamo avuto un assaggio di questo ultimo, una volta si diceva 45, singolo, che si chiama Abracadabra, che è da diverse settimane ormai in rete. Dal 31 maggio, sì. Dal 31 maggio, e che costituisce, diciamo, il tuo ritorno in una ribalta nella quale ti sei ritagliato uno spazio importante. Abracadabra, che momento è della tua carriera? Diciamo che è un momento di chiusura di un percorso, nel senso che sono diversi anni che sto producendo dei singoli, ho trovato un po' le mie strade nell'arco del tempo e sto cercando adesso di arrivare a un disco, quindi piano piano, insomma, un passo alla volta. Ho già prodotto un EP nel 2013. Mi piacerebbe, con queste nuove, insomma, queste novità, queste modifiche che ci sono state negli anni, mi piacerebbe arrivare appunto a questo cerchio di chiusura, ecco, che comunque non sarà la fine. No, immaginiamo che sia, diciamo, l'inizio di una catena virtuosa dove speriamo tanti cerchi che si chiudano, si aprono e si chiudano, per te in maniera estremamente positiva. In questo Abracadabra tu hai detto, ho voluto trasmettere, insomma, un certo sorriso con cui affrontare anche la vita. Noi ci siamo permessi di intitolare questa puntata Sorrisi per un mondo migliore, proprio perché magari al giorno d'oggi ci dimentichiamo tanto spesso del valore che può avere appunto questa espressione del viso che si assume quando si sorride. Assolutamente sì, anche semplicemente, non so, giornata storta, una persona ti sorride, sì, dicendoti buongiorno, e già quella cosa un po' cambia la giornata, dà uno sguardo diverso, e soprattutto anche quando ci sono magari situazioni difficili, dare un sorriso nelle cose più semplici, insomma, è la cosa che fa meglio per tutti. Un video che è stato anche realizzato in una maniera abbastanza singolare e originale. C'è un richiamo magari a un'epoca, soprattutto del XX secolo, specifica, no? No, in particolare no, perché abbiamo voluto un po' giocare su quella che era la magia, no? Il mondo anche forse un po' dei bambini, colorato. Perché i bambini vivono il sorriso, infatti alla fine del video ci sono i bambini vivono la vita con il sorriso, hanno questa tendenza a superare le difficoltà molto facilmente, molto più facilmente rispetto a noi, per cui un po' creare questo mondo magico, questo mondo che dovremmo imparare ad usare tutti, ecco. Sì, sì, anche perché i bambini non hanno, per loro fortuna, tutte le sovrastrutture che, insomma, noi adulti ormai abbiamo, e purtroppo sotto il peso delle quali, diciamo, viviamo quotidianamente. Eleonora, è scoppiata l'estate, lo abbiamo verificato tutti, insomma, ma del resto le nostre estati quest'anno, insomma, ci ha dato dentro in maniera abbastanza significativa. Per te l'estate è un momento particolarmente importante. La tua estate 2019 come sarà? Com'è e come sarà? Beh, è già iniziata, perché già l'8 giugno ho fatto la Notte Rosa alla Gazzera con un piccolo assaggio del mio live show, insomma, dell'idea che ho avuto come prodotto live, ecco, e ci saranno diverse ospitate, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, in vari contesti. Il momento più importante per me è quello del Marghera Estate, perché è un traguardo importante comunque, avere una serata tutta per me, sì, e con il mio spettacolo. E sarà l'11 luglio al Marghera Estate, quindi insomma ci sarà la band, ci saranno le ballerine, diciamo che ci sarà proprio lo spettacolo come l'avevo pensato, le 2 ore di musica, certo, di revival, di canzoni di adesso, canzoni mie, quindi tutto un misto di cose, di spettacolo che possono essere interessanti proprio perché vanno a toccare vari aspetti della musica.
Beh, Marghera Estate Village, che è una bella manifestazione anche, cioè poi è un modo molto importante non solo per la terraferma ma insomma per tutta l'area metropolitana veneziana di vivere l'estate, no? Assolutamente, sì, adesso il Marghera da un paio d'anni viene svolto nella piazza Mercato di Marghera, però hanno allestito un bellissimo palco molto grande e anche c'è tanto posto, hanno costruito quasi una specie di cinema, sì, sì. quindi c'è sia il plateatico che la parte diciamo in obliquo. E hai tutta la possibilità insomma di poterti esibire con un audio, un impianto insomma per cui ne vale la pena e insomma è una realtà che interessa, che piace, quindi sono contenta insomma di questa cosa. Eleonora, lo ricordiamo, tu sei una veneziana, terraferma, perché bisogna sempre definire di che parte di Venezia si è. Però insomma tu hai lasciato un'impronta importante anche nella provincia, hai firmato, se non sbagliamo, per 4 anni la sigla del Milano Summer Festival, che è un'altra manifestazione di un certo rilievo, perché veramente, cioè questo Veneto, parliamo con tanti organizzatori, veramente siamo in una regione che è ricchissima di iniziative, abbiamo appunto citato Marghera Estate Village, Milano Summer Festival, che sono 2 grandi manifestazioni. E appunto tu contribuisci anche a far crescere il territorio dal punto di vista musicale, cioè ti senti molto radicata nella realtà. Assolutamente, io sto soprattutto cercando, diciamo che c'è stato un periodo dei concorsi, no? Dove ho girato un po' tutta l'Italia. Beh, certo. E sono stati circa 10 anni e a una certa ho sentito il bisogno a un certo punto di restare nel mio. È sempre difficile essere profeta in patria, si dice. È vero, è vero. Però sto vedendo che un po' alla volta, seminando, si raccoglie, quindi a forza di avere determinazione, insomma, di comunque crederci, vedo che anche il fatto di essere nella mia città, di poter dare qualcosa, di poter vivere insomma nella mia città con la mia musica è importante, perché gli artisti locali insomma sono sempre artisti locali che andrebbero aiutati a crescere. No, insomma, soprattutto quando sono artisti locali anche di un certo livello e tu appartieni ad un livello di una considerazione importante. Grazie. Eleonora, volevamo chiederti a proposito del livello che sei riuscita a raggiungere. Ci sono 2, chiamiamole, ascisse ordinate, una volta quando si faceva algebra a scuola si studiava in quei termini. C'è la formazione, che deve sempre comunque esistere, e anche la cura dell'immagine. Assolutamente, formazione l'ho sempre fatta da quando ero piccola, dal pianoforte alle lezioni di canto private, a gospel, ho fatto per tanti anni anche coro, per cui tutti aspetti formativi che mi sono serviti per crescere in tanti aspetti. E la cura dell'immagine è arrivata un po' più tardi, perché comunque raccolgo tutti i consigli, le critiche costruttive che mi arrivano, e ho iniziato a lavorare da circa 4 anni con una mia amica che ho conosciuto in un contesto di musica e moda, e che si chiama Cristina Girelli, e con lei ogni anno cerchiamo di studiare e ristudiare quella che può essere l'idea che voglio trasmettere, anche dal punto di vista dell'immagine, perché non è solo musica e ascolto, ma è anche immagine. La musica è tutto. Sì, indubbiamente, insomma, al giorno d'oggi, ma ormai non è solo al giorno d'oggi, è da diversi decenni che anche l'immagine ha una parte che è fondamentale, indubbiamente. Eleonora, noi ci siamo permessi anche di visualizzare il sito tuo, per cui anche attraverso i social, attraverso il tuo sito, tu puoi interagire anche con i fan, con le persone che vogliono conoscerti. Vabbè, c'è un sito che è diciamo correggici se magari abbiamo segnalato qualcosa di errato, www.eleonoraquinci.it o .it, insomma, che dir si voglia. C'è tutto lì, c'è anche Instagram, c'è anche Facebook, quindi da lì YouTube, i vari video, da lì si arriva a tutto un po' quello che è la rete di social e contatti. E lì si possono avere anche informazioni a proposito di quelli che sono i tuoi impegni, gli appuntamenti, le tue... Sì, c'è la pagina tour, quindi lì si vedono mano a mano insomma, gli eventi che si aggiungono insomma, un po' alle situazioni dove mi ospitano, e
Per questo ringrazio anche insomma, le persone che ci credono nel Certo. momento in cui magari mi chiamano come ospite e è una bella cosa. Insomma, sì, è una dimostrazione di vedere fiducia. che ci sono persone locali che magari ti conoscono per qualche occasione e poi sono interessate anche a risentirti, rivederti, è piacevole, insomma. Quanto è difficile, Eleonora, gestire un patrimonio come la voce? È molto, diciamo che forse io ho una difficoltà in più per certi versi perché sono anche insegnante di scuola dell'infanzia, quindi c'è sempre quella paura un po' di, essendo una cosa personale, non è uno strumento musicale, Sì. per cui sì, stai attento magari alle mani, però la voce si può sempre graffiare, puoi avere insomma delle difficoltà. Quindi ho una dualità a cui devo stare sempre molto attenta e finora è sempre andato bene, quindi insomma penso grazie allo studio di essere riuscita a contenere quelle che possono essere le difficoltà della voce, nel mantenere una voce insomma in modo che possa andare avanti il più possibile. No, pensiamo anche alla delicatezza di questo, chiamiamolo strumento, che è la voce, proprio in questo periodo gli sbalzi di temperature, magari il grande caldo, poi entri in ambienti magari climatizzati. Quelle sono cose che possono capitare, uno insomma, cerca un attimo di utilizzare sia dei metodi magari l'erisimo, insomma Sì. quelle tecniche un po' più naturali se sono cose abbastanza leggere, tecniche un po' più forti, se c'è un imminente concerto, insomma una situazione a cui non si può proprio rinunciare. Certo, certo. Senti, allora diamo appuntamento a chi fosse interessato non solo a conoscerti ma anche a seguirti, perché magari lo sta facendo da tempo, per l'11 di luglio con questo live show di cui abbiamo già goduto qualche assaggio nel video che il nostro regista Leonardo Buratto ha mandato in onda. Ecco, a proposito di questo live show, ci hai svelato insomma al Marghera Estate Village. Che situazione sarà questo live show? Allora ci saranno chitarra, basso, batteria, 2 ballerine che sono un po' il mio standard nello spettacolo, e in questa occasione ho invitato una scuola di danza che presenterà dei brani ovviamente nel mio contesto, sì, che è la musica pop, pop rock, certo, pop soul, insomma sia anni 80, 70, 60 e 2000, quindi presenteranno un po' Queen, Madonna, come negli anni 2000, sì, Beyoncé e Lady Gaga, e una performer di Michael Jackson, perché propongo anche un medley di Michael Jackson, quindi ho avuto l'occasione insomma di ospitare questa ragazza, Samantha Pometto, che farà appunto la performance alla Michael, diciamo. Michael, lo ricordiamo, proprio il 25 di giugno sono passati 10 anni dalla sua morte, mamma mia. È un ricordo di un grande e una grande. Noi abbiamo avuto l'onore di ospitare questa mattina Eleonora Quinci, alla quale non facciamo l'in bocca al lupo perché sappiamo che non è... Viva il lupo, però basta rispondere col viva il lupo, allora, e diciamo, va. Viva il lupo, che sia sempre a fianco di Eleonora Quinci e la sostenga in quella che sarà la sua carriera, il prosieguo di una carriera che è già molto brillante. Grazie Eleonora di essere stata con noi. Grazie alla nostra prima ospite di questa mattina, Eleonora Quinci, cantante da seguire, molto interessante. Noi ci fermiamo qualche istante, tra poco proporremo la nostra seconda ospite di questa mattina. A più tardi. Ed eccoci arrivati alla seconda parte di questa nostra puntata di 7 in punto, dedicata a 2 modi diversi di essere donna del XXI secolo. Dopo aver ascoltato Eleonora Quinci, cantante, adesso andiamo a conoscere una persona che si occupa di amministrazione, dell'amministrazione di un comune importante, visto che è un capoluogo di provincia. Stiamo parlando di Treviso. Andiamo a salutare e a ringraziare di essere con noi Lavinia Colonna Preti, che è assessore ai beni culturali e al turismo del comune di Treviso. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti e buongiorno ai telespettatori. Grazie di essere con noi. Noi ci siamo permessi di intitolare questo nostro momento La cultura del rilancio, perché lei in qualche modo con la sua azione sta cercando di dare nuova vitalità, nuova linfa alla realtà di Treviso, in particolare attraverso una manifestazione di cui andiamo a parlare, che rappresenta un tassello del puzzle che si vuole comporre nel suo nome.
Certo, ovviamente io vorrei mettere la cultura ovunque, quindi più di rilancio vuol dire una conquista della cultura a 360 gradi, che credo quello sia importante. Allora, parliamo di questa prima iniziativa che fa parte della cosiddetta Estate Incantata, quindi una delle novità di cui voi avete già parlato è che in tutte le rassegne culturali c'è una direzione artistica molto forte, quindi un'estate incantata perché Treviso è magica. E quindi abbiamo portato una novità e questa novità è la magia del cinema. La magia del cinema che faremo in un modo del tutto nuovo perché il cinema all'aperto, e quindi parliamo di 11 appuntamenti che partono dal centro di Treviso ma poi toccheranno tutti i quartieri della città. Perché si arricchisce della magia del cinema? Perché grazie a una collaborazione con Aeroservice e Cinemovie, che sono due società di Milano, abbiamo collaborato con uno scenografo di Cinecittà, Giovanni Natalucci, e quindi verrà creata una scenografia vintage, è la prima volta che viene fatto questo in Italia, quindi un'assoluta novità, e sarà una vera e propria festa, quindi musica con i food truck e 11 titoli di cinematerapia, perché abbiamo voluto che fosse una festa di tutti e quindi insieme ai cinema della città, perché il cinema vuol dire soprattutto il piacere di vedere vivere delle emozioni assieme, quindi assolutamente viva il grande schermo, tutti dobbiamo andare al cinema, quindi una scelta di film o legati al mondo della cultura e dell'arte o che facciano stare bene le persone e che abbiano un bel messaggio sociale. Per cui è un modo anche per coinvolgere il singolo quartiere, la singola piazza, dove praticamente è come un po' portare il cinema a casa delle persone. Sì, questo è il significato, questa è proprio stata una volontà anche politica amministrativa del nostro sindaco che proprio mi ha chiesto di organizzare qualcosa nei quartieri. Non sarà ovviamente l'unica iniziativa, adesso questa forse è quella più eclatante, ci saranno altre cose, quindi anche dello spettacolo di burattini, insomma tante altre iniziative, ci sono un sacco di sagre, di feste. Forse questa è quella che farà più parlare, tra l'altro è una delle richieste che più abbiamo ricevuto dai cittadini. A Treviso c'era l'usanza storica di fare il cinema all'aperto in piazza San Parisio e una delle cose appunto che chiedevano, insomma è giusto ascoltare quali sono poi le richieste, è proprio quella del cinema all'aperto. Per cui insomma c'è anche proprio sull'onda di una richiesta specifica della cittadinanza, beh, molto bello, insomma vuol dire che c'è una richiesta non solo di cultura ma anche di partecipazione e di aggregazione significativa, soprattutto in una realtà come quella che viviamo nei nostri tempi in cui insomma, la parola aggregazione è sempre più difficile da coniugare. Sì, quello molto, devo dire che a Treviso siamo molto fortunati, sia noi come amministrazione perché sempre per volontà del nostro sindaco siamo molto vicini e oggi ci sono anche i social network che danno comunque un contatto veramente immediato, certo. Quindi insomma, per dire anch'io sono sui social e tutti mi scrivono normalmente, quindi è una fetta importante del tempo che dedico, ma è veramente importante perché sono segnalazioni e costantemente misuri anche quello che è la soddisfazione, ma anche quello che è il sentire le necessità dei cittadini. E quindi questo credo sia molto importante anche come forma di comunicazione. Ovviamente non si fa mai abbastanza, nel senso che però è un segnale molto importante, quindi infatti stasera vado personalmente in quello che è il mio quartiere, che è Piazza Santa Maria Maggiore, a raccontare, a parlare dei negozianti di questa iniziativa e credo che sia la soddisfazione anche più bella di chi poi si trova in questo ruolo. Crediamo anche che sia un modo per avvicinare un po' le istituzioni ai cittadini, visto che il grande gap, soprattutto di questi ultimi anni, la disaffezione anche alla politica stessa, alle istituzioni, deriva da questa distanza che si era creata, insomma venire incontro ai cittadini, cioè farsi vedere. Lei, Lavinia Colonna Preti, non è l'amministrazione di Treviso, lei è l'amministrazione di Treviso, ma è anche una persona, una cittadina tra i cittadini. Certo, mi fa piacere questo tema perché è un'altra delle crociate che porto avanti. Credo che la cultura abbia un disperato bisogno di aprirsi alle nuove generazioni, quindi una delle principali responsabilità che mi sento è nel puro rispetto totale della qualità, del rigore scientifico. Questa è una cosa molto importante perché spesso la cultura viene spettacolarizzata, perché la cultura è un business, magari noi ancora in Italia non l'abbiamo capito appieno, e quindi non deve essere spettacolarizzata a discapito della qualità. Quindi pur nel rispetto del rigore scientifico credo che sia molto importante usare degli strumenti per fare emozionare. Ecco per esempio perché abbiamo proprio scelto di creare questa scenografia coinvolgente, magari anche che venga voglia di fotografarla, quindi, però insomma sempre nel rispetto di quello che è il cinema. Tra l'altro ci sarà anche un'altra novità molto bella, tornando poi al rigore scientifico, perché ci sarà una data particolare che è quella del 31 luglio, quando verrà mostrato uno dei film più iconici che è Signore e Signori, un film che ha fatto la storia di Treviso e che ancora adesso ben rappresenta in forma quasi anche un po' naiva e molto romantica quella che è la trevigianità.
E grazie alla collaborazione con questa associazione straordinaria del territorio che si chiama Teatro Che Pazzia, questo film sarà mostrato proprio con una pellicola 35 mm e una vecchia macchina a carboni, bellissima, tra l'altro sono quelle macchine stupende che si trovano proprio nei musei del cinema, anche molto scenografiche perché fanno una vampata luminosa, e quindi sarà una serata molto, molto, molto particolare, anche credo molto emozionante. Questa è la chiesa votiva, insomma, che è uno dei quartieri di Sant'Antonino di Treviso. Sarà bello perché poi il pubblico ritroverà i luoghi, magari anche i personaggi, ovviamente persone che magari non ci sono più, che verranno ricordate anche attraverso queste opere. No, insomma, molto bello, signore e signori, lo ricordiamo, insomma, il film che ha consacrato Treviso, e Treviso che poi non è stata sufficientemente sorretta in tutti quegli anni in cui magari avrebbe potuto essere valorizzato un po' meglio, come state cercando di fare voi, perché insomma, geograficamente sappiamo, l'asse Veneto è quello che va da Verona a Venezia. Insomma, Treviso rimane al di fuori di quest'asse, bellissima città, bellissima realtà che si è imposta in questi anni anche dal punto di vista imprenditoriale, industriale, però appunto ha sofferto di questa posizione un po' penalizzante, cioè un po' defilata rispetto a quelle che erano le grandi mete anche della cultura. Quello sicuramente sì, credo che adesso si percepisce molto, infatti anche i numeri del turismo sono numeri importanti, 2 cifre, credo che Treviso stia vivendo un momento d'oro, sia perché è comunque servita da 2 aeroporti, sia perché credo che anche le istituzioni stiano lavorando molto bene, insomma è recente la soddisfazione anche delle Olimpiadi del 2026 che porterà tantissimo a Treviso, e credo che sempre di più sia un centro propulsivo per quanto riguarda imprenditoriale, ma io spero anche culturale del nord-est. Non nascondo che come amministrazione, adesso qua stiamo parlando di iniziative, magari avremo il tempo di annunciarne anche molto altre, vorremmo porci anche come modello culturale, quindi di una qualità e anche di unicità, quindi insomma tutto quello che faremo non si vedrà da altre parti ma è unico per Treviso, quindi mi piacerebbe che da questo punto di vista Treviso diventasse proprio un modello di produzione culturale di qualità, ma anche sempre con un elemento di originalità e innovativo, come appunto abbiamo fatto adesso grazie a questo scenografo che insomma, ha scelto di collaborare con noi. No, beh, è una nota di assoluto merito. Partiamo proprio dal presupposto di signore e signori, cioè come era quella Treviso, come magari un piccolo Veneto, ancora molto provinciale. Adesso il vostro compito, abbastanza difficile, impegnativo, ma crediamo ugualmente stimolante, sia comunque di sprovincializzare. L'Italia è provinciale e riuscire a dare una dimensione alle nostre realtà che elevi un po' quello che è insomma un po' il livello generale è già un bel risultato, è già un primo passo. Lei diceva non abbiamo ancora fatto nulla, si comincia con i piccoli passi, poi magari arriveranno i grandi obiettivi. Sì, allora beh, i grandi obiettivi ci sono già e mi fa piacere questa domanda perché stiamo lavorando molto di strategia, io proprio vengo appunto dal marketing strategico, quindi in tutto quello che facciamo, e io sto cercando particolarmente le collaborazioni internazionali, quindi guardo a Milano, ecco la collaborazione per esempio con Aeroservice per quanto riguarda Cine d'Epoca, ma anche guardo in là, la prima grande mostra sarà una collaborazione con il Kunst ed è la prima volta in Europa che il Kunst, per dire il Kunsthistorische Museum di Vienna, quindi parliamo di uno dei 5 musei più importanti del mondo per quanto riguarda collezioni del Rinascimento, perché nasce con la collezione degli Asburgo, presta addirittura 50 opere, quindi è esattamente quello che cerchiamo di fare, e le eventi di livello internazionale, a settembre arriverà l'NBA, è l'unica mostra che l'NBA fa in Italia nel 2019, quindi grandi brand, grandi marchi, il top, quindi quando facciamo qualcosa vogliamo avere il meglio, però sempre parlando del territorio. Ancora stiamo parlando di quello, l'esempio, lavoriamo con uno dei più grandi scenografi di Hollywood che ha fatto C'era una volta in America, però valorizzo i quartieri, valorizzo questa associazione Teatro Che Follia, Teatro Che Pazzia, che ci mostrerà signori e signori e faranno vedere la loro collezione di macchine da cinematografo d'epoca. Quindi credo che questo sia il bilanciamento perfetto per una città come Treviso, quindi internazionale ma sempre anche locale, e devono dialogare. No, indubbiamente è interessante che quello che ci ha ricordato a proposito della mostra della NBA, che capita giusto nell'anno in cui Treviso è ritornata alla massima ribalta. Infatti per quello parlavo di momento d'oro, perché credo che ci siano varie congiunture, c'è stato poi quell'articolo del New York Times che ha fatto parlare e a ribalta un sacco di anche altri articoli, perché anche per lo sport, Treviso è sempre di più capitale dello sport, capitale della bicicletta. Poi mi piace parlare di fortuna, però non è sempre fortuna perché stiamo lavorando
lavorando bene, TVB, Treviso Basket, sta lavorando in maniera straordinaria, tra l'altro stiamo replicando il modello anche per il Treviso Calcio, un altro progetto straordinario che sta portando avanti il nostro sindaco, quindi grandi soddisfazioni e anche un pizzico di fortuna, perché devo dire, quando abbiamo cominciato a dialogare con l'NBA i tempi erano ancora non sospetti, perché ovviamente quando parli di grande mostra, di grandi accordi, parti sì. un anno fa. Quindi un anno fa questo risultato era ancora sperato, infatti, dando appunto una piccola anticipazione, questa mostra che sarà totalmente gratuita a settembre, ci saranno delle sinergie molto forti con Treviso Basket, quindi credo che sarà anche questa molto sentita dai trevigiani. E anche in questo caso c'è un modello esemplare appunto di ricreare una realtà che una volta ovviamente era sotto l'egida di un grandissimo nome, Certo. quel grande nome nello sport o perlomeno in tante discipline non c'è più ed è stato un esempio anche questo consorzio che si è creato proprio in un mondo anche come quello del business sportivo al giorno d'oggi, perché insomma sa meglio di noi. No, eccezionale, proprio è anche un modello bello, sano, partecipato della città. Etico. Sì. Peraltro, perché ci sono veramente tante novità, parliamo anche di Benetton Rugby, che sì. è un fiore all'occhiello, io sono una grande appassionata, e adesso il 22 luglio arriva in città il ritiro della nazionale inglese, quindi sono una delle squadre più forti al mondo, sì. e insieme proprio anche alla Benetton Rugby ci saranno un sacco di eventi, anche quelli straordinari, quindi devo dire veramente tante cose, una lunga estate calda. Sì, una lunga estate calda, un modello un po' british, potremmo definirlo così, insomma, anche nelle logiche, anche nella aspirazione, nella volontà veramente di compiere dei passi avanti, insomma, di farli questi benedetti passi, perché non è che si possa solo esaurire in pronunciamenti e dire sì, noi diventeremo, ma appunto i piccoli passi che voi state compiendo, piccoli per modo di dire, perché sono grandissimi passi, arriveranno a degli obiettivi che crediamo siano significativi. E poi chissà che magari questo non serva di esempio anche ad altre realtà del Veneto. Lei lo sa meglio di noi che sì. La cultura dell'orticello, del proprio orticello, è tipicamente veneta e con le potenzialità che esistono in questa realtà regionale, geografica, insomma, caspita, riuscire a metterla a frutto. Questo mi piacerebbe anche molto, infatti quando parlo di Treviso, in realtà io penso sempre in grande, quindi penso alla grande Treviso, penso alla marca, anche perché poi nei confronti, ecco per esempio un progetto che ho seguito, insieme a altri 16 comuni siamo andati a Monaco, alla fiera tutti assieme, e quello è servito molto perché poi ti accorgi che quando in realtà il visitatore arriva a Treviso non si accorge della differenza, non si accorge che dopo 10 km è un altro comune, quindi noi sicuramente dobbiamo ragionare come un fronte unito, infatti sto tentando insomma di collaborare anche molto con gli altri comuni e sono anche molto contenta perché comincio anche a ricevere chiamate che si accorgono che stiamo facendo delle cose di livello, che piacciono e chiedono consiglio, sono molto contenta. Mi piacerebbe ampliare sempre di più il respiro dei progetti e quindi riuscire a collaborare sempre di più. Poi ovviamente il primo anno di amministrazione hai molte priorità, devi anche conoscere il territorio, penso poi lavorando anche con la squadra, cioè siamo una squadra fortissima, insomma, stiamo anche creando delle belle amicizie perché insomma, ovviamente poi vai avanti uniti, quindi spero anche la visione, poi anche le grandi opere arriveranno e ci sono anche dei nodi importanti che riguardano la viabilità per esempio a Treviso e quindi insomma, penso che arriveremo proprio a fare delle grandi cose al di là insomma, di quello che può essere in questo caso la singola mostra, la singola rassegna estiva. Sì, ci sarebbe tantissimo di cui parlare, sì, ma l'auspicio e l'augurio che noi rivolgiamo a Lavinia Colonna Preti è quella che l'entusiasmo e la competenza siano anche degli strumenti in grado di farvi superare questi benedetti muri e muretti che tante volte il nostro sistema politico, e non solo politico, insomma, impone a chi amministra una realtà cittadina importante come quella di Treviso. Siamo arrivati al momento dei saluti, mamma mia, quante cose che avevamo ancora da dire. Speriamo di avere presto Lavinia Colonna Preti a raccontarci altre bellissime storie. Non dimenticate, Estate Incantata, questo grande, è brutto dirlo, contenitore di manifestazioni che vogliono rilanciare Treviso e soprattutto dare vitalità anche in un periodo magari che può essere più spento per le nostre realtà come quello estivo. E far ritornare a essere Treviso punto di riferimento per i grandi eventi, quindi insomma appuntamento per cine d'epoca dal 3 luglio. Dal 3 luglio dunque, grazie a Lavinia Colonna Preti, assessore ai beni culturali e al turismo del Comune di Treviso, buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie alla nostra ospite, a voi per averci seguito, 7 in punto si chiude qui, vi rimanda ai prossimi appuntamenti di approfondimento augurandovi una buona giornata, arrivederci.